Veneto alle prese con un rigurgito di emergenza pandemia che sconvolge la regione nel pieno dell'estate, contraddicendo dunque le voci secondo cui il caldo indebolisce il virus. Siamo addirittura arrivati a 1,61 nel valore dell'RT, ovvero la contagiosità media dell'individuo, la più elevata in Italia, dopo che la curva del Covid-19 negli ultimi 10 giorni sembrava aver preso una piega discendente molto incoraggiante. Merito, si fa per dire, delle riaperture e soprattutto del flusso di persone dall'estero, in cui rientrano anche gli italiani in trasferta oltre confine rientrati alla base. In altre parole, la pandemia è ancora tra noi, soprattutto dopo il clamoroso caso di 42 migranti infetti al centro della Croce Rossa di Jesolo, litorale veneziano, dove tra i contagiati figura anche un operatore sanitario. 30 di loro trasferiti a Cavarzere, entroterra, dove non è che li abbiano proprio festeggiati, mentre il resto ha raggiunto una località protetta. Con il turismo alla canna del gas, la vicenda jesolana non è che aiuti proprio a riprendere fiato, tanto più che è rimbalzata quasi contestualmente la notizia di altri 2 casi di contagio, uno nella cintura urbana di Padova, un'impiegata del comune di San Nicolò di Roncaglia, ed uno al MAP, il mercato agroalimentare della città del Santo, il titolare del bar interno alla struttura. Buonanotte a questo punto nel ridefinire la mappa di tutte le persone che hanno avuto a che fare di recente con i diretti interessati. Tirando le somme, il Veneto resta a nord-est la realtà geografica più sensibile ad eventuali ritorni del virus, una regione dove, economicamente parlando, si prevedono quasi 9 punti di PIL in meno e dove nel solo primo trimestre del 2020 si sono persi nell'export, fiore all'occhiello dell'economia regionale, qualcosa come 500 milioni di euro. A questo punto, perché non dare ragione al sindaco di Verona, Federico Sboarina, che fino alla fine del mese mantiene la severità dell'ordinanza restrittiva per scongiurare assembramenti in luoghi culto della movida scaligera come Piazza delle Erbe?